Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati nell'appuntamento con l'oroscopo del giorno, le ultime novità dalle stelle di Radio.0. Sentiamo cosa ci raccontano in questo giovedì di fine maggio. Un buon ascolto! Iniziamo subito dall'Ariete. Non aspettate la manna dal cielo, cari amici dell'Ariete. Tocca a voi prendere in mano la situazione, risolvere i problemi che sono emersi in questi ultimi tempi. Evitate di giudicare qualcuno che avete vicino prima di averlo conosciuto bene, rischiereste di sbagliare. Toro, non rifiutate i consigli e suggerimenti di una persona che disinteressatamente vi offre una versione dei fatti in una prospettiva più ampia e plausibile. Continua con Saturno dissonante qualche preoccupazione e incertezza verso la personale situazione economica. Gemelli, con Mercurio e Venere pizzicati dalla Luna, a un iniziale atteggiamento di chiusura ne seguirà un altro lucido e razionale, aperto e disponibile. Evitate, considerato il bisticcio tra i tre astri, di impuntarvi oggi e di polemizzare per delle sciocchezze. Cancro, affezionarsi troppo alle proprie idee non è mai costruttivo. Ascoltate ed accogliete con maggiore disponibilità i punti di vista e le opinioni altrui. Limitate anche le ingerenze di un amico che con scuse poco credibili vorrebbe invadere il vostro privato. Leone, potrete allargare la cerchia delle vostre amicizie con una nuova conoscenza che è riuscita a superare la vostra ritrosia conquistando il vostro interesse. Se un familiare pretende di limitare la vostra libertà di azione, fatevi valere, non abbiate timore di dire la vostra. Vergine, a causa di Mercurio, Nettuno e Giove avversi, oggi potreste amplificare la tendenza a rimuginare. Sarebbe bene invece essere più razionali, più radicati a terra. Serve più obiettività verso i nuovi incontri. Nettuno stile vi farà attrarre persone a voi poco affini. Bilancia, sarete aiutati nelle vostre relazioni da Mercurio e Venere oggi, a voi alleati, che vi renderanno più spontanei e liberi nel dimostrare il vostro sentire. Mercurio vi ispirerà spunti brillanti, oltre che utili per rendere il tempo libero più coinvolgente. Scorpione, Giove è benevolo con il vostro segno, amici dello Scorpione, perciò continuerete a percorrere con crescente convinzione la vostra strada, anche se a tratti alcune interferenze vorrebbero portarvi verso altri lidi. Avrete inoltre la rivincita su chi non ha fiducia in voi. Sagittario, uno splendido Saturno nel segno amico dell'Acquario è proprio quello che ci voleva. Per centrare un obiettivo ambizioso vi ci vuole perseveranza. Non fatevi promotori però di proposte che già in partenza sapete che sarebbero di certo irrealizzabili. Capricorno, per colpa di Marte opposto dal Cancro, invece di pazientare voi continuerete ad essere poco ragionevoli, volendo risolvere le cose tutte e subito. Ogni tanto provate a rilassare mente e corpo ideando iniziative spassose e leggere, quindi uscite e divertitevi. Acquario, grazie alla Luna in Sagittario in sestile a Saturno, un vecchio amico si prodigherà in consigli per donare più stabilità alla vostra vita affettiva. Una notizia piacevole in attesa inoltre darà una svolta stimolante e proficua alla vostra sfera privata e lavorativa. E chiudiamo con gli amici dei pesci. Con la Luna e Venere nemici di Nettuno, con il partner dovrete risolvere piccoli malintesi. Rinunciate alla compagnia intorno a voi di persone chiassose e superficiali, quindi Giove congiunto a tavola è una tentazione continua. Non ascoltatelo, preferite scegliere l'equilibrio. E tutto quindi per oggi dalle stelle di Radio.0, sempre qui per voi per accompagnare le vostre giornate. Noi ritorniamo domani, intanto vi auguriamo un buon giovedì, una buona giornata e naturalmente buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0